Buona visione con i supermercati The Spar, Eurospar, Interspar. Ritrovati, ultima puntata di Effetto Friuli Giovani, edizione 2019, un'edizione molto ricca, bella, piaciuta e che diciamo oggi finisce qui un'avventura, una parte del progetto e poi si proseguirà insomma con altri, con un'altra fase di cui parleremo. Vi presento gli ospiti presenti in studio, accanto a me il professor Bertoni, referente regionale delle politiche giovanili, referente della consulta del Friuli Venezia Giulia e di Udine. Al suo fianco Luca Carocci, vicequestore di Udine, e poi abbiamo naturalmente il professor Antonio Babbo e il professor Leonardo Lesa, che sono due degli insegnanti insieme al professor Luca Martin, che oggi non è qui con noi, non è potuto esserci, che hanno seguito i ragazzi lungo questo percorso, 9 settimane intense ma molto ricche di soddisfazioni, e dopo ne parleremo. Allora partirei dal professor Bertoni, perché sono in questi 2 mesi una parte dei ragazzi è stata nostra ospite, noi abbiamo lavorato a Effetto Friuli Giovani, nel frattempo la consulta si è mossa e ha continuato a elaborare tanti progetti. Certo, la consulta, oltre a portare avanti Effetto Friuli Giovani, anche il telegiornale degli studenti di cui parleremo, ha lavorato effettivamente in questi mesi con molta attenzione su quelle che sono le tematiche proprie previste dal decreto istitutivo della consulta stessa. Ricordo il DPR 567 del 96 e ricordo anche cos'è la consulta, quale organismo istituzionale di rappresentanza studentesca, quindi costituito da 2 studenti eletti per ogni scuola secondaria di secondo grado. Più che parlare io dei progetti della consulta, credo che valga la pena sentire i ragazzi che sono stati i protagonisti di questa attività e di queste azioni. Dei progetti che comunque hanno sempre avuto come obiettivo la partecipazione studentesca, il fatto di mettersi in gioco, di partecipare direttamente e comunque sempre in un'ottica di servizio nei confronti delle istituzioni scolastiche della nostra provincia. Parlo naturalmente per la consulta provinciale degli studenti di Udine, che ho l'onore di seguire da ormai 13 anni. Parlo di studenti motivati, seri, che sicuramente faranno strada nella vita, perché hanno dimostrato serietà e impegno in tutto il percorso che hanno portato avanti fino a qui. È un percorso anche questo che abbiamo fatto noi a Effetto Giovani, che ha più volte evidenziato proprio l'importanza dell'impegno, della progettualità, di quanto anche è difficile realizzare tanti progetti, conciliare l'impegno con la consulta e naturalmente lo studio. Tanti di voi sono anche all'ultimo anno, quindi insomma è un impegno notevole. Lì annuisce convinto, perché sì, è proprio così. Allora partirei da Samuele Pantanali, che è il presidente in carica della consulta, che ci ha seguito eccetera, e a te chiederei insomma un primo bilancio, un'impressione. Ecco. Buonasera a tutti. Sicuramente un bilancio positivo, quello di questi mesi. Chiaramente l'anno scolastico ancora non si è concluso, le progettualità in cantiere sono molte, anche le collaborazioni con le istituzioni pubbliche, c'è il vicequestore presente, con aziende e associazioni private che collaborano con noi per il benessere degli studenti. In particolare poi alcuni membri della consulta che sono qui presenti ci illustreranno alcune progettualità che sono state svolte in questi mesi, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, insomma, alla prima puntata di Effetto Friuli Giovani, e che insomma saranno portate avanti chiaramente e sono in previsione per i prossimi mesi. Parlo velocemente dell'ultima attività che ha coinvolto alcuni membri della consulta. Questa mattina allo Stringer è stato presente il vicepresidente della Corte Costituzionale, Aldo Carosi, nell'ambito di un progetto chiaramente più vasto che porta la Corte Costituzionale nelle scuole, e
mi ha colpito una frase che ha detto: la Costituzione è un oggetto fermo lì, ma per essere applicato, per essere vissuto, deve entrare nella vita di ognuno di noi, deve essere vissuto da ognuno di noi. Cambiamo Costituzione con consulta o con qualsiasi altra forma di partecipazione alla vita civile della nostra società e penso che abbiamo centrato l'obiettivo, perché gli enti, le istituzioni sono lì, ma vanno vissute e vanno, diciamo, ci va messo l'impegno e chiaramente, diciamo, da parte di ognuno. Insomma, diciamo che le istituzioni sono, cioè il progetto della la consulta, le istituzioni vanno a braccetto, insomma è un percorso che da anni fate con grande, insomma, partecipazione, e le due realtà vanno di pari passo, quindi il mondo degli studenti con il mondo degli adulti, insomma, e per avvicinarsi, ecco, a questo naturalmente, mondo. ma anche perché molte delle progettualità che vengono sviluppate nelle scuole, ma anche di concerto con le istituzioni del territorio, parlo del territorio della provincia di Udine, è chiaro che vengono condivisi con gli studenti, ed è necessario, secondo me, prima di effettuare delle progettazioni, sentire gli studenti che sono poi i fruitori dei vari progetti. Cioè, se noi non sentiamo il parere degli studenti, come facciamo a pensare di riuscire a realizzare e a concretizzare delle progettualità che poi dovranno coinvolgerli? Quindi necessariamente spesso le istituzioni sfruttano in maniera positiva la consulta degli studenti appunto per raggiungere questo obiettivo, per raggiungere immediatamente il target, gli studenti. Samuele, oggi c'è stato questo incontro, ci sono altri ragazzi che hanno partecipato, mi pare, tra il pubblico. sì. Ecco, io passerei anche a loro, visto che così esauriamo un po' il discorso di questo, si chiama Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole, è un progetto nazionale che, diciamo, oggi ha fatto tappa a Udine, ma che prosegue il suo viaggio. Chi ha il microfono, se ti alzi gentilmente in piedi, nome, cognome, codice fiscale e quant'altro. Sono Giorgio Melchior, il rappresentante istituto del liceo classico Jacopo Stellini, e anche noi abbiamo partecipato questa mattina a questa conferenza. È stata, secondo me, molto importante per, diciamo, comprendere meglio alcuni articoli fondamentali della nostra Costituzione e per anche capire meglio il ruolo della Corte Costituzionale, quindi è stata un'esperienza molto importante e appunto sì, fondamentale secondo me, quindi è importante, diciamo, continuare con questo progetto anche in altre scuole e in altri istituti. Naturalmente questo appunto è un progetto che ha coinvolto, è stato ospitato dallo Stringer, tutti gli studenti, era aperto a tutti insomma, della provincia di Udine, e appunto, come dicevamo, proseguirà. Allora, grazie intanto. Dicevamo, sono diversi progetti ancora in corso e che insomma verranno realizzati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Partirei da il primo, che ho un bel elenco qua, da Teleton, quindi Ermini e Pretini. Chi sono? Buongiorno, eccoci, la coppia. Benissimo. Cosa dire di Teleton? Teleton è stata una bellissima esperienza, perché per una volta, per me la prima, siamo scesi con tutta la consulta al di fuori dell'ambito istituzionale, quindi abbiamo potuto legare e provare emozioni diverse, senza contare il fatto che per noi è scontato, ma non so se per tutti lo è che dare battaglia a fianco a Teleton è un qualcosa di importantissimo, perché tanta gente vicino a noi ha vicino qualcuno che è malato di malattie rare, e quindi io credo che sia stata una delle più belle iniziative che noi abbiamo intrapreso da inizio anno. Quindi adesso il prossimo anno ormai si rinnoverà questo appuntamento, probabilmente avete, insomma, lasciato un'eredità anche. Sì, sicuramente non con noi, perché noi Voi speriamo siete di in uscire. uscita, esatto. Beh, certo, ma certo, no, assolutamente, però voglio dire, ci sarà probabilmente Sì, si spera, chi insomma, seguirà un po' questa, avete dato il via a un percorso Passiamo che al sia testimone. sportivo sia, insomma, etico anche, no? Sì. Tuo collega? Tu hai qualcosa da aggiungere? Sì, voglio aggiungere che la consulta è il 9° anno che partecipa a Teleton. Ah, ok. Sì, quindi è un'iniziativa già solida. Collaudata, esatto. diciamo.
speriamo continui anche per i prossimi anni, e oltre a partecipare alla corsa attiva in modo attivo, tra di noi abbiamo anche effettuato una raccolta di fondi da inviare direttamente alla Fondazione Telethon. E quanti siete? Quanti ragazzi hanno partecipato? Circa? Una ventina. 24, quindi vi Sì, siete riusciti siamo riusciti a coprire tutte le 24 ore. Ed eravate solo ragazzi della consulta o anche qualcuno? Principalmente sì, solo ragazzi della consulta. Bene, bene. Quindi insomma bravi, bravi. Poi abbiamo studenti in aula, Pupil, un'iniziativa... Ah, eccoti. Allora 2 minuti e 27. Studenti in aula è un'iniziativa finalizzata alla creazione di un disegno di legge per gli studenti, dagli studenti, da presentare a metà maggio in Consiglio regionale. In tal senso l'apporto degli studenti è molto importante, perché gli studenti riescono a dare quei limiti che le istituzioni, ovviamente non vivendo il mondo scuola, non possono apportare, ovvero è l'empiria che cerca di dare il suo aiuto alle menti istituzionali, in modo tale da creare veramente un universalismo legislativo. Il tutto, le 3 proposte presentate, anzi che dovranno essere presentate, vertono su vari ambiti. La lotta contro l'abuso e l'uso di sostanze stupefacenti, fino al diritto allo studio, in particolare a tutto ciò che concerne l'ambito dei trasporti per gli studenti, fino, parlo per la commissione di cui ho fatto parte, il PCTO, ovvero percorso per le competenze trasversali all'orientamento, l'ex alternanza scuola-lavoro, tale da dare una cornice, ovviamente in virtù del diritto di concorrenza regionale, tale da dare una cornice legislativa in modo tale da tutelare le stesse persone. Si parla di sgravi per i trasporti, si parla di una piattaforma regionale, locale, si parla di un caldo invito agli enti contraenti il contratto per alternanza scuola-lavoro di sottoscrivere un patto etico. Ci sono diverse realtà, tra cui anche la ridefinizione di un organo di rappresentanza che comunque è già a livello regionale, che è già presente in certa parte, ovvero come organo di garanzia, ma si vuole il suo potenziamento in modo tale che sia più capillare e, così come si suol dire anche in economia, più informazioni si ha e più si riesce ad allocare ottimalmente le risorse. Quindi in questa sede vi siete comunque relazionati anche con altre consulte a livello regionale? Sì, delle altre province? Sì, delle altre province. Cercando quindi di trovare una soluzione comune a delle tematiche Esattamente, il bello dell'universalità della legge. Beh, questa insomma è una cosa anche particolare, insomma. Vabbè, ci ritorniamo su, pubblicità e qualche minuto, sì, qualche secondo, minuto, e torniamo. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. Eccoci di nuovo. Allora, stavamo elencando i progetti che sono in corso d'opera, che insomma, vedranno la luce tra qualche mese. Avevamo lasciato Elia con la seduta simulata e quant'altro, dicevamo il rapporto tra le consulte, un'occasione anche per confrontarvi con sicuramente delle realtà diverse che sono quelle delle altre province, degli studenti delle altre province. Esattamente, ma faccio un esempio che è abbastanza pragmatico rispetto alla questione dei trasporti e degli sgravi per contribuire alla formazione, volente o nolente, dei giovani. Ogni provincia, volente o nolente, ha il proprio sistema di servizio. Certo. Udine alla SAF, così come Gorizia, un'altra. In virtù proprio dell'unificazione, se non sbaglio, avverrà fra un anno in una piattaforma comune. Se diciamo Dio vuole, si vuole andare in se quella Dio direzione vuole. nella gestione del Sì, trasporto pubblico regionale. sì. No? Una piattaforma unica, la centralizzazione sempre di un ente, necessita comunque che ogni realtà capillare venga sentita, così da proprio definire una progettualità comune che non escluda ogni realtà minore del territorio. Certo. Perché anche si è pensato agli studenti che ad esempio vanno a fare alternanza scuola-lavoro in Veneto e abitano, non so, a Portogruaro o in paesi ancora più vicini. Come si può fare
per non aggravare il costo sulle spalle di questi studenti e prendere 2 servizi di trasporti differenti a livello regionale proprio. Sì, sì, quindi un'ottimizzazione insomma anche della mobilità, ecco, regionale. Progetto Memoria, Zurini, eccoti Alberto. La storia non va dimenticata e per questo a metà del mese prossimo, metà aprile, tutti i rappresentanti di tutte le consulte regionali saranno riunite a Trieste in quelli che purtroppo sono stati luoghi di orrore durante il secolo scorso. Oltre a noi studenti ci saranno anche degli storici che ci aiuteranno a comprendere meglio quelle brutte azioni che sono state commesse per evitare appunto che vengano commesse in un futuro. Quindi è un progetto che riguarda tutti gli studenti, una parte, come tutti i rappresentanti di consulta, quindi i rappresentanti diverse di scuole. oltre 50.000 studenti a livello regionale. Allora, e poi abbiamo studenti al comando, perché come abbiamo parlato molte volte qui, insomma, e anche grazie ai nostri ospiti, oggi c'è con noi il vicequestore, abbiamo cominciato con il dottor Leo, insomma, le forze dell'ordine sono a fianco a questi ragazzi. Prima di parlare però appunto col vicequestore, studenti al comando, in questo caso si parla di carabinieri e tu sei vicario. Esattamente, andremo una delegazione di ogni consulta di ogni provincia, ci recheremo a Roma il 3 e il 4 aprile, visiteremo il comando generale dei carabinieri di Roma e poi invece nella giornata del 4 andremo in Senato, incontreremo il presidente della Commissione Istruzione Pubblica e poi assisteremo a una seduta del Senato dalle tribune e appunto avremo questa occasione abbastanza importante, insomma, per affacciarci al mondo della politica, anche delle istituzioni. Beh, insomma, lì le toccate proprio con mano, no? È una cosa, siete lì sul pezzo, diciamo. Ok, no, ci sono ancora dei ragazzi che posso interrogare. Sorrentino, eccolo. Allora, tu invece io parlo della collaborazione che avviene fra la consulta e Confcommercio. È avvenuta appunto questa collaborazione che ha portato alla creazione di un questionario che ha il fine di indagare sui vari metodi di acquisto utilizzati dai giovani, in particolare sull'acquisto online, l'acquisto nei centri commerciali o appunto nel centro urbano. Questi dati ovviamente poi non verranno venduti a qualcuno, ma verranno forniti agli enti del territorio, al fine appunto di beneficiare il commercio locale. Quindi insomma una ricerca sul territorio Sì, che in questo caso vi vede a fianco alle attività commerciali. Esattamente, c'è questo questionario online che verrà compilato da più studenti possibile. Su questo questionario vengono appunto poste domande riguardo ai vari metodi di acquisto e a cosa potrebbe beneficiare ad essi. Bene, allora questi sono i progetti che insomma bollono in pentola, però abbiamo anche, diciamo, parliamone subito, dopo Effetto Giovani la collaborazione con Telefriuli continua e torna un altro progetto vincente della consulta che è il TG degli studenti. Uno strumento messo a servizio delle istituzioni scolastiche e dei giovani nel nostro territorio che permetterà di valorizzare quelle che sono le eccellenze e i progetti delle scuole. Viene realizzato dagli studenti della consulta provinciale, i servizi appunto vengono fatti da loro, c'è una regia dietro molto importante, fra l'altro la regia che segue il telegiornale di Telefriuli e di conseguenza sarà un prodotto di qualità. È un servizio che viene dato sempre dalla consulta al territorio, alle scuole del territorio, ai giovani del territorio. Non solo, è anche un'esperienza che fanno di maturazione, c'è un percorso secondo me di maturazione di questi ragazzi, no? Che hanno l'opportunità sì, di realizzare un telegiornale, ma di mettersi nei panni di un giornalista, di creare la notizia, di cercare insomma di realizzare il pacchetto completo. Sì, tutte le azioni progettuali della consulta hanno questo obiettivo didattico. Noi siamo dei docenti referenti, assieme a noi c'è comunque la collaborazione di altri docenti, loro sono degli studenti, l'obiettivo è quello di far crescere dal punto di vista formativo gli studenti, di conseguenza gli obiettivi tutti diciamo
è un denominatore comune di tutti i progetti della consulta, quello di avere un risvolto di carattere didattico, di acquisizione di competenze in un contesto diverso rispetto a quello scolastico. Allora, cambiamo un po' argomento. Luca Carocci è il vicequestore di Udine e approfittiamo della sua presenza per salutare anche il questore uscente, Claudio Cracovia, che è sempre venuto a trovarci. Insomma, potete fare un applauso, sì, perché appunto cambia città. E quindi lui è stato spesso ospite qui a Effetto Giovani, ne parlavamo prima dietro le quinte, proprio perché appunto le forze dell'ordine, la questura, la polizia è a fianco ai ragazzi. È un ruolo non semplice, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro percorso col dottor Leo, che è quello di affiancare i ragazzi, di parlare di legalità, di lotta alla droga, tematiche difficili di cui abbiamo anche parlato nel corso delle puntate, ma che vi vedono appunto in prima linea. Assolutamente, buonasera innanzitutto. Allora, in primis volevo fare i complimenti agli interventi che si sono succeduti, perché vedo come il Presidente ha dato il là dicendo che le istituzioni devono essere vissute, e vedo che è stato preso di parola, perché le collaborazioni con Confcommercio piuttosto che la Corte Costituzionale, Teleton, eccetera, quindi dei ragazzi molto, molto impegnati. Sì, noi siamo molto vicini e abbiamo molto come dire, presente questo concetto del vivere le istituzioni e quindi abbiamo questa necessità e questo dovere di essere vicino ai ragazzi. È chiaro che spesso veniamo a occuparci di quelle che sono il disagio giovanile, diciamo le devianze che possono nascere. Diciamo che sono giornate anche un po' intense per assolutamente, voi. Assolutamente, quello che due giornate gli ultimi 2 giorni è successo negli ultimi 2 giorni è molto indicativo di come appunto siamo impegnati in questo settore. E la partenza del progetto Sapremo, che è un progetto che stiamo portando avanti con il Comune di Udine, l'azienda sanitaria e il Confindustria e Danieli, è proprio in questa direzione, cioè di in qualche modo indicare quello che è uno stile di vita sano e un rispetto e un'attenzione alla legalità nei confronti dei ragazzi che abusano o usano sostanze illecite o lecite abusandone però, e quindi provocando delle situazioni che poi dopo andare a reprimerle è sempre un insuccesso anche per noi. Quindi la prevenzione, la vicinanza, perché se no prevenzione non si fa se non si è vicini a quando nascono dei problemi, è uno dei nostri obiettivi che stiamo portando avanti ormai da tempo. Cito infatti il dottor Cracovia che diceva in relazione proprio alla presentazione del progetto Sapremo, salute, protagonisti, emozioni, questo è il titolo, no, di questo progetto appunto che vi ha illustrato adesso Carocci, e diceva non basta esercitare opera di repressione ma occorre incidere sulla domanda, è importante intercettare le ansie, le emozioni, le inquietudini dei nostri ragazzi e proporre modelli positivi. Assolutamente, sono ragazzi che stanno crescendo, sono ragazzi che quindi non dico che hanno bisogno di essere guidati, perché molto spesso hanno un senso di responsabilità e la strada la trovano da soli. Però è chiaro che quando uno cresce inevitabilmente può incorrere in alcuni pericoli, li abbiamo corsi tutti nel corso della nostra vita. E essergli vicino quando c'è bisogno di essere vicino, non una presenza che sia quasi opprimente, una presenza discreta, però opportuna, nei momenti in cui il ragazzo ne ha bisogno, è una delle nostre prerogative, uno dei nostri obiettivi. La repressione, che è pur indispensabile in un'attività come la nostra, però è sempre indice di una prevenzione che ha funzionato poco. Più funziona la prevenzione e meno abbiamo repressione, sono ovviamente inversamente proporzionali. Certamente. Voi fate anche degli incontri nelle scuole? Nelle scuole noi abbiamo degli incontri non solo con i studenti ma anche con il corpo docente, nell'ambito del progetto Sapremo, quindi un incontro con i docenti, poi un incontro con i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, le terze classi privilegiamo, ma eventualmente c'è anche la possibilità di andare nelle seconde classi. E proponiamo anche un concorso che diciamo, dovranno girare dei video sempre con attinenza alla legalità e a un corretto stile di vita che poi arriveranno anche all'attribuzione di un premio, tra cui un viaggio per tutta la classe a Matera, delle gift card, io non sono molto esperto di Netflix o di questi per tutti i componenti della classe.
E infine anche un incontro con il mondo, diciamo, reale, il mondo imprenditoriale, con imprenditori che si sono prestati a dare la loro testimonianza di periodi di vita in cui hanno attraversato dei momenti complicati, e quindi, diciamo, una specie di confronto con chi quelle situazioni le ha già vissute, insomma. Questa è anche una vicinanza del territorio, ad esempio il progetto Sapremo, professor Bertoni, vede il coinvolgimento anche di privati, no? di aziende che appunto danno il proprio sostegno, dimostrando di credere nei giovani e di volerli davvero ascoltare. Questo insomma è un aspetto virtuoso ulteriormente. Beh, la testimonianza dell'ingegnere Benedetti alla presentazione del progetto è stata decisamente importante. C'è un coinvolgimento fra le istituzioni e il territorio, le realtà produttive, e questo progetto ha un valore aggiunto rispetto a tante altre progettualità. I giovani sono protagonisti e quindi si lavora sulle emozioni, si lavora sulle conoscenze, ma soprattutto sul rendere i ragazzi coinvolti, e loro sono proprio i protagonisti. La centralità del progetto sono proprio gli studenti e i ragazzi. Anche perché insomma loro sono il futuro, anche queste aziende, esatto. Che poi c'è il discorso, dicevamo, alternanza lavoro, insomma c'è una vicinanza anche in un'ottica appunto futura di lavorativa. Certo, indubbiamente. Allora, pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo, sempre qui in diretta. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. That's what people say. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. Allora, abbiamo, insomma, questa è l'ultima puntata, abbiamo parlato di tanti argomenti nel corso delle nostre 9 puntate: sport, inclusione, diversità, carcere, legalità, droga, eccessi, musica, emozioni, sessualità, ambiente e clima. Siamo anche arrivati, insomma, siamo stati bravi perché spesso eravamo sul pezzo, come si suol dire, no? E insomma abbiamo discusso di tanti argomenti, e adesso mi piacerebbe passare la parola anche ad alcuni ragazzi, se poi Alberto gentilmente passare il microfono ad Arma, di qua, tutto vicino a me, di bianco vestita. Ti devi alzare però perché sei lì dietro, e ti chiederei insomma un'impressione. Tu sei rappresentante di istituto, di consulta, no? Solo... Ok, istituto e classe, e diciamo Effetto Giovani l'hai frequentato anche l'anno scorso. Sì. Beh, quest'anno è stata più bella secondo me come edizione, perché l'anno scorso, innanzitutto era più piccola, poi comunque era in preparazione. Quest'anno invece era più coinvolgente, comunque poi diciamo che ci siamo ritrovati anche tanti di noi già dall'anno scorso. È stata una bella edizione, ti motiva ogni volta a venire. Poi anche i professori, che non se ne parla solo magari qui, ma anche all'esterno, a scuola. No, i professori sono una parte importantissima, no, di questa Esatto. trasmissione, perché non solo vi seguono, vi affiancano, ma poi insomma ci aiutano anche a sviluppare i temi. E, insomma, tu hai anche partecipato attivamente sempre, hai sempre dato i tuoi contributi, e anche questa è comunque una prova importante. È anche un modo per confrontarsi con gli altri, perché secondo me ognuno di noi ha idee differenti, e questo contesto ti permette comunque di dire la tua senza essere giudicato, comunque, e ricevere comunque magari dagli ospiti delle risposte a dubbi o domande, e anche un confronto diretto con coetanei magari anche di altre scuole che non vedi tutti i giorni. Infatti questo è anche un po' il bello, nel senso che siete tanti di diverse scuole, di diverse anche età e classi, mi pare, quindi vi siete un po' amalgamati. Un punto di incontro, di socializzazione, di crescita insieme, costruttiva. Quindi. Grazie. Professor Babbo, cosa dice? Mi pare che i ragazzi... Mentre ascoltavo Dharma stavo proprio pensando che in 9 puntate abbiamo incontrato moltissime persone. Qui ci sono state, oggi siamo un 43-44, siamo arrivati a punte anche di 55-60, quindi il numero di ragazzi che abbiamo incontrato è stato sicuramente grande. Ma dietro ai numeri ci sta qualcosa di più interessante, i sì che avete detto.
i sì di alcuni che sono stati presenti 9 puntate su 9 o 8 su 9, quindi praticamente sempre, ma anche i sì di chi è stato poche volte ma si è sentito comunque a casa, si è sentito comunque accolto ed è venuto volentieri anche le poche volte che ha potuto venire. Per me ecco, non mi interessano tanto i numeri quanto i vostri sì. I sì aprono alla vita, aprono alle esperienze, aprono alla possibilità del confronto, come Dharma diceva giustamente, i no ti chiudono soltanto a casa sui tuoi 4 banali interessi e non hai mai delle aperture. Ecco, per me ecco, io credo che la trasmissione sia stata l'occasione per riconfermarmi che i giovani hanno la capacità di dire di sì quando hanno proposte intelligenti, magari anche fatte secondo poi alcune attenzioni che loro hanno e delle quali loro hanno bisogno. Mi piace anche ecco, ringraziare i ragazzi della consulta che magari alcuni più volte, alcuni meno volte, ma hanno sempre fatto sentire la loro vicinanza, sia per l'organizzazione, sia poi perché ci siete stati. Ecco, che questa è una bella cosa. E poi i ragazzi fedelissimi, sempre presenti, e ripeto, e poi anche grazie anche al servizio delle corriere, 5-6 istituti che magari sono un po' più lontani hanno potuto partecipare almeno in una serata, e anche questo è stata una cosa bella. Si è creato insomma un gruppo di lavoro in un certo senso, aperto al confronto che poi l'abbiamo visto in diretta con gli ospiti. Si sono alternati seduti appunto nelle poltrone dove vi trovate voi oggi, diversi esperti con cui i ragazzi con grande disinvoltura alla fine hanno parlato e si sono confrontati anche con opinioni diverse, quindi insomma la possibilità anche di toccare con mano il settore. E poi una cosa che non possiamo dimenticare è che non è una trasmissione dove partecipano i giovani, è una trasmissione dei giovani. Sì, sarebbero loro i veri, cioè sono loro i veri protagonisti. La cosa bella sia per le persone che erano a casa a ascoltarvi, sia chi era poi come ospite, che abbiamo avuto la possibilità di ascoltarvi. Ecco, questa è una gran cosa. Trovate sempre spazi, ma anche coerenza nel sapervi esprimere. Ecco, questa è una delle cose, penso, che può darci questa trasmissione. La capacità di trovare gli spazi e di rispettare gli spazi dove ci si possa esprimere. Altri interventi? Facciamo passare il microfono. No. Tu, Shanti? No, Siria? Allora Siria, che questa edizione... Altra fedelissima. Lei è una fedelissima che però insomma ha guardato in silenzio per 2 anni, credo, e quest'anno invece si è lanciata. Certe volte bisogna ascoltare prima di parlare, cioè almeno questa qua è la mia politica. E... Sentiamo le risa anche della regia. Giusto. Sì. Quest'anno appunto per me è stato molto più dinamico e appunto gli anni prima erano più che altro preparatori anche per avere un linguaggio più corretto o anche semplicemente per riuscire a relazionarsi meglio con persone più grandi che hanno semplicemente più esperienza di te. Grazie. Altri? Samuele, torno da te, che insomma tu sei stato, in quanto presidente sei un po' bersagliato, però tu hai anche partecipato a diverse puntate, no? E quindi insomma hai anche tu un po' il polso della situazione. Sì, certamente diciamo che questa edizione è la prima a cui ho partecipato, insomma, perché gli anni scorsi non ero in consulta, però mi ha colpito proprio sia il numero dei partecipanti, sia come dire le occasioni che sono state offerte a anche scuole geograficamente lontane. Certo, sì, ci hanno raggiunto istituti da Lignano e quant'altro. Insomma, che sono stati prontamente organizzati dai professori, e quindi oltre che i numeri in studio ogni volta eravamo in tantissimi, quindi il bilancio alla fine si può considerare, a mio parere, pienamente positivo. Qual è stata la puntata che vi ha dato più spunti, l'argomento naturalmente? Ad esempio abbiamo parlato di clima ed è stata una puntata un po' sofferta, non sofferta la puntata, però insomma ci sono state delle divergenze, eravamo freschi di sciopero e insomma c'è stato chi ha detto è una stupidaggine, chi invece era un po' più convinto. È stata forse la puntata Babbo Olesa, chiedo a voi due, quella forse un po' più contrastata, no? Sì, anche quella sull'uso delle dipendenze, anche quella, insomma, poi
bello e interessante che dopo, alla fine di ogni puntata, o nel tornare a casa o nell'andare a mangiare qualcosa, la discussione continuava, insomma, in qualche modo, quindi c'era chi non era d'accordo, chi era d'accordo, quindi anche questo è un lato positivo di questa trasmissione qua, sì, il fatto che i ragazzi sono protagonisti, che intervengono, e vediamo che hanno una mente pensante, ognuno la sua, appunto perché sennò queste divergenze non uscirebbero, che continuano a pensarci a puntata finita. Quindi secondo me quelle 2 puntate lì sono le 2 puntate dove loro hanno dato un po' sfogo a tutto quello che pensavano. Volevo soltanto, scusa che non vorrei dimenticarlo, ma il professor Martin... No, l'abbiamo citato assolutamente, il professor Martin è l'autore, io lo chiamo, perché lui è colui che insomma... Proprio l'ultima è assente. Sì, non no, è giustificato, però gli tiriamo lo stesso le orecchie. Il professor Martin ha sviluppato le tracce, insomma mi ha aiutata molto a fare un po' il punto della situazione, perché parlare ai ragazzi non è semplice, voi siete del mestiere, io un po' ho imparato da voi, ecco. Se penso a una puntata, ecco, dove non c'è stata discussione, ma c'è stata qualcosa di molto interessante, è stata quella dove abbiamo toccato le diversità presenti nella nostra società, nella micro società che è Udine, quindi abbiamo parlato anche di alcune, ecco, situazioni, ecco, di fragilità, ecco. Anche quella mi è sembrata molto interessante, perché confrontandoci con il diverso da me, mi scopro diverso dagli altri, no? E quindi è vero che abbiamo trovato alcune trasmissioni, alcune puntate, alcuni temi che ci hanno diviso nelle idee, ma poi nei bisogni siamo tutti molto simili. Ecco, perché poi il bisogno di essere accolto, il bisogno di essere accettato, il bisogno di essere stimolato. Sì, è stato un po' un filo conduttore, quello della diversità, dell'apertura all'altro, dell'incontro. Io ho trovato molto bella quella puntata, come anche sul carcere, l'ho trovata assolutamente significativa, doverosa nei confronti, anche nei confronti non soltanto di chi è dentro, ecco, alle nostre carceri, ma anche di tutti noi che ci viviamo a fianco. Ecco, e quindi non possiamo non tenere presente anche quella dimensione. E anche tutto quello che è il recupero poi di chi in certi momenti è stato fragile. Abbiamo parlato anche molto di legalità, vicequestore, anche proprio in relazione allo sciopero del 15 marzo, se non ricordo male, quello appunto sul clima, dove anche la condotta dei ragazzi alla fine è stata esemplare. Sì, l'ho constatato di persona, una manifestazione molto riuscita, con una grande partecipazione, cioè si avvertiva che era una manifestazione sentita dai ragazzi, cioè non era l'occasione per marinare un giorno la scuola, ma era proprio una cosa sentita e portata avanti. E quando le cose quando c'è la passione nelle cose si avverte sempre, non solo a livello di partecipazione, ma anche nella correttezza con cui vengono fatte le iniziative, nella grande partecipazione appassionata a questi temi, e ne hanno ben ragione, insomma, è assolutamente condivisibile, insomma. Beh, anche qua probabilmente la partecipazione è stata così sentita perché sono stati temi scelti da loro ovviamente in consulta con gli insegnanti, però erano tematiche su cui i ragazzi volevano confrontarsi, e questo sicuramente ha favorito anche, no, la discussione e per quanto mi riguarda si sono eliminate qualsiasi differenza tra provenienza di istituti eccetera, cioè si è lavorato proprio come un gruppo, come una classe unica. Ma certamente, a parte che è stata data la parola a tutti gli studenti di ogni singolo istituto, ma questo non è uno show, questo è un punto di ritrovo di ragazzi dove possono parlare, possono affrontare delle tematiche scelte da loro. Adesso parlo io? Bene, abbiamo rispettato questo. In più abbiamo dato, mi è piaciuto molto prima la testimonianza della ragazza, abbiamo dato la possibilità di crescere a dei ragazzi che prima ascoltavano e poi sono stati in grado, in un periodo lungo di tempo, ma di esprimersi in maniera corretta, esemplare, in pubblico. Cioè, questo, se non è didattica questa, se non è crescita questa, se non è scuola questa, ditemi cos'è la scuola.
Beh, questo è sicuramente una parentesi positiva, dove abbiamo anche poi molto discusso di quello che dà la scuola, di come la scuola viene incontro anche a queste problematiche. Insomma, mi è sembrato che abbiamo fatto un buon compendio, ecco, di tutto. Presidente prima ha fatto un bilancio, ha detto il bilancio è positivo, parola di Presidente, io non aggiungo altro. Sicuramente un'esperienza importante, un'occasione unica a livello nazionale, quella che viene data grazie alla consulta provinciale degli studenti di UNE, ma grazie anche ad altri partner che poi citeremo, e quindi ne vale la pena. E adesso pubblicità, ultima parte di Effetto Giovani, subito dopo la pubblicità. That's what people say. I go on too many dates, but I can't make them. That's what people say. I go on too many dates, but I can't. Eccoci. Allora, ultima parte dell'ultima puntata di Effetto Giovani, siamo un po' ai saluti, però stavamo parlando, tracciando insomma un bilancio di questa edizione, di questa avventura, e volevo passare la parola in sintesi a uno degli ultimi arrivati, che insomma ha scoperto un po' tardi che c'era la trasmissione, però il prossimo anno sarai ospite fisso anche tu, no? Certamente. Allora, io sono Francesco, rappresentante del Malignani, e devo dire, come ha detto Marta, che sono praticamente l'ultimo arrivato. Sono stato introdotto da Alberto delle risorse umane della consulta, e niente, praticamente sono arrivato che ero veramente molto in ansia, tanto che la prima volta che mi è stato passato il microfono tremavo, mi ciopedavo con le parole. Tuttavia, dopo poco mi sono ben ambientato. Hai recuperato velocissimamente, direi. E infatti ringrazio tutti gli organizzatori, fra cui il professor Babbo, e spero che ci sarà un'altra edizione anche l'anno prossimo. Certo, noi siamo qua, ed è un progetto insomma che tra l'altro festeggia, questa era la 13ª edizione, non mi ricordo se l'abbiamo detto, insomma un compleanno importante. Allora, ultime fasi, c'è un progetto importante di cui parlare con Elia, che si chiama Io Studio edizione speciale Udine. Spiegaci che cos'è. La carta Io Studio è un servizio dato dal MIUR in collaborazione con diversi enti che forniscono vari servizi di scontistica per studenti. Questa tessera garantisce una certa fascia di sconti, se non sbaglio vanno fino al 20%, e garantisce proprio allo studente una maniera innovativa, in collaborazione con Poste Italiane, per spendere i propri soldi e pagare di meno per la propria formazione. Ovviamente in te evento questo coadiuvato ad esempio dai 500 euro dell'anno scorso, della riforma. Del bonus, sì, insomma, del per i bonus, giovani, sì. certo. Praticamente Udine è un luogo speciale per lo studio, perché solo Udine e Cuneo hanno varato tutto ciò che inerisce un'edizione speciale di questa carta, che garantisce praticamente la riproposizione di tale carta ai giovani in modo tale che ne usufruiscano. Ieri in plenaria abbiamo cercato di esaminare i punti focali e anche le criticità dell'uso di queste carte, criticità che vanno ad esempio dalla mancata distribuzione fino ai problemi con gli enti come le poste, per fare un conto proprio. Ma alla fin fine si è concluso con un intervento abbastanza significativo, ovvero l'Io Studio, se ben pubblicizzato sia dalle istituzioni che dagli esercenti, può essere un valido incentivo al giovane per concorrere alla propria formazione culturale e perciò anche umana. Perché da un disco, da un CD di musica, fino a un film, ogni realtà concorre a fare cultura, e la cultura, volente o nolente, è l'ethos del popolo, come chiamava Hegel il tutto. Insomma, abbiamo, adesso che mi hai citato Hegel mi hai confusa. No, dicevamo, è un investire, volevo dire, investire in cultura è sicuramente insomma importante, ed è bello che anche i ragazzi ne abbiano consapevolezza. È un investimento a lungo termine, certo, che però investe proprio sulle risorse umane, e questa è la cosa più importante: investire per la prima volta nell'umano e non sul puro utile è qualcosa che, a mio dire, nobilita il gesto sia delle istituzioni che dello Stato.
È uno strumento per il diritto allo studio. L'edizione speciale Udine conta sul supporto di Camera di Commercio e Confcommercio. Confcommercio ha lavorato moltissimo anche alla Camera di Commercio, ormai sono passati 6 anni dalla prima stampa della carta Io Studio edizione speciale Udine. La provincia di Udine ha questa particolarità, insomma, di avere ulteriori sconti perché ci sono ulteriori esercenti grazie a Camera di Commercio e Confcommercio che hanno aderito al circuito nazionale. Questo è anche un altro esempio, insomma, virtuoso di collaborazione, Certo. di contaminazione di idee anche tra, in questo Esatto. caso, consulte di altre regioni. Esattamente, esattamente. Premerei proprio voler sottolineare l'esistenza di questo mezzo perché tanti giovani ce l'hanno e non sanno cosa voglia dire avercela. Allora, insomma, un E appello questo è anche a importante. informarvi. Passa pure il microfono a Samuele, che in quanto ovviamente presidente deve anche ringraziare chi ha, insomma, collaborato. Vai. Beh, inizio ringraziando certamente tutti gli studenti che sono intervenuti, con alcuni ci conosciamo personalmente, ma tutti quelli che hanno partecipato sono chiaramente da ringraziare. Ringrazio a titolo mio personale e di tutta la consulta i professori che ci hanno seguito, quindi il prof Leonardo Lesa, Gian Antonio Babbo e Luca Martin, e chiederei un applauso anche se... Ritengo che se lo meritino non solo, insomma, come figure professionali, ma anche come figure umane che sono state, diciamo, che Beh, direi che soprattutto, ci hanno sì, è vero che sono seguito. professori e quindi sono sempre una guida ufficiale, però l'approccio è umano, insomma, che va oltre il vostro lavoro con questi ragazzi. È un Veramente. affiatamento anche con ragazzi che non sono appunto vostri studenti, poi soprattutto, no? Assolutamente. E poi per ultimo, insomma, ci tengo a ringraziare a titolo personale, spontaneamente, il professore Emanuele Bertoni, il docente referente della consulta provinciale degli studenti di Udine, per il lavoro che compie, Troppo buono. per il lavoro quotidiano, perché io da presidente, lavorando con il professore, avendo la fortuna di lavorare con lui, vedo l'impegno quotidiano nel lavoro che ha, e quindi veramente un ringraziamento particolare anche a lui. Grazie. Grazie, Beh, insomma, è bello lavorare con questi ragazzi. Dà soddisfazione, certo, quando dice impegno quotidiano vuol dire impegno quotidiano, sabati e domeniche compresi e orari oltre le 9, le 10 di sera compresi. Però la soddisfazione che si ha con gli studenti è una soddisfazione che non ha pari, in sostanza, non c'è moneta che paghi la soddisfazione che si prova lavorando con i ragazzi, con i giovani, per il loro futuro, ma anche per il nostro futuro come società in generale. Ne abbiamo avuti tanti di professori ospiti, dirigenti scolastici, e ho sempre detto, veramente fate un bel lavoro, avete la fortuna di lavorare con dei giovani brillanti da cui attingere e ispirarvi. Siete fortunati. Sì, ok, non sono tutti i giovani brillanti. Beh, ma noi non possiamo parlare. Però indubbiamente ci sono anche delle difficoltà. Ci sono anche quelli delle non difficoltà. brillanti si possono rendere Ma brillanti. infatti lavoriamo per quello, infatti stiamo, come dice il professor Baro, basta lucidarli. Assolutamente. No, al di là di questo ci tengo anch'io a ringraziare chi ha reso possibile in sostanza questa trasmissione, dal dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Udine, dottor Castiglioni, al dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, dottoressa Patrizia Pavatti. Senza di loro sicuramente anche questa edizione non sarebbe stata possibile, ma voglio ringraziare anche chi ha creduto e crede da anni in questa trasmissione e anche nei nostri giovani dalla Regione attraverso i bandi speciali. Il finanziamento che sostiene questa trasmissione deriva dai bandi speciali. La consulta provinciale di studenti attraverso l'ufficio ha partecipato a uno di questi bandi, l'ha vinto ed è stato possibile realizzarla. Ma voglio ringraziare soprattutto e particolarmente la SAF per il supporto logistico, ma non solo, per la vicinanza che ha dimostrato in questi anni, credendoci, a questi giovani. Naturalmente il ringraziamento va ai professori che sono qui presenti, sono stati citati ampiamente, Babbo, Martin e Lesa.
Ringraziamento anche a quelli che collaborano per la riuscita del telegiornale degli studenti. Lasciatemi un ringraziamento particolare anche da parte mia al signor Questore della provincia di Udine, che dal 1° aprile lascerà questa provincia. Sono stati anni veramente proficui di stretta collaborazione, sincera vicinanza al mondo scolastico dei giovani. Quindi grazie alla conduttrice, grazie a Telefriuli, è stata una puntata e un'edizione eccellente. Allora, veloci, Patrick e Alberto. Cominciamo da Alberto e dopo Patrick, veloci. Io ci tenevo a rinnovare i ringraziamenti a tutti gli ospiti, tutti quelli che hanno partecipato e contribuito a rendere possibile questa interessante attività, e soprattutto volevo fare un ringraziamento speciale ai professori, al professor Babbo, al professor Lesa, al professor Martin, che hanno sempre messo in primo luogo la parte umana di questa attività e soprattutto hanno fatto il giro del Friuli ogni volta, ogni fine puntata, per riaccompagnare tutti a casa. Hanno organizzato delle cene con tutti assieme, così da appunto creare un legame tra di noi giovani, e questa è una cosa che io apprezzo molto tra i lavori parlamentari. Velocissimo. Volevo ringraziare Patrick, Marta per avermi ospitato anche quest'anno, è stato un piacere. il prof Babbo, il prof Lesa, Bertoni, e il prof Martin, che purtroppo oggi non è potuto venire, e voglio salutare anche la scuola Cefap, che alcuni presenti non... E adesso chiudo Ci io. sono. Allora, salutiamo Max Fabbro, Matteo Biasini, Enrico Teso, Mattia Giuseppe Bergamin del Cefap, grazie per essere stati con noi e aver partecipato, Patrick ovviamente, Marco, Martina, Siria, Dharma, Shanti, Samira, Stefan del Cecconi, dico bene, promossa, naturalmente grazie ai miei ospiti, ai professori, a chi ci ha seguito a casa, e naturalmente grazie alla nostra super regia, Buttazzoni in testa, e poi tutti i miei colleghi operatori e quant'altro. Ciao a tutti, grazie, è stato bellissimo. Supermercati De Spar, Eurospar, Interspar.